Amici di Sportissimi appassionati di futsal, ben trovati da Francesco Cammuca. Siamo qui pronti per raccontare la sfida che mette di fronte Trem, Palermo e Sant'Isidoro Bagheria. Una partita che mette di fronte la più bella sorpresa del girone A del campionato di Serie C1 di calcio a 5 siciliano. È una delle squadre che sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di portare a casa l'obiettivo della salvezza. Un match, quello che mette di fronte la squadra affidata la scorsa settimana alle mani di Giacomo Mosca dopo la fine dell'era Zapparata, che di fatto è stato artefice tra i più forti, tra i più grandi della costruzione di questo piccolo miracolo. Una squadra nata, ricordo, a giugno praticamente del 2023 con l'intento di disputare il campionato di Serie D, forse tutto al più la C2, poi alla fine quasi un incrocio del destino con Bagheria, perché il Puntavuglia non ha acquisito il titolo, non ha confermato la registrazione, ha ceduto il titolo e allora si è liberato uno spazio in C1, un confronto tra il presidente Angelo Di Simone e lo stesso Zapparata è nata quest'idea di partire dalla C1 in sordina, senza pressioni addosso, ma alla fine sorprendendo tutti, perché attualmente il 3M è al terzo posto della classifica dopo la bella vittoria di Altofonte di sabato scorso contro l'Atletico Monreale, e oggi si prepara a vivere un'altra partita che sulla carta è favorevole, ma occhio alla squadra di mister Antonino Ticali, che dopo il successo di sabato scorso in casa al San Marco contro l'Isola ha messo su punti importanti in una lotta per la salvezza che si sta facendo serrata. Siamo alla giornata numero 17 del campionato e ne mancheranno poi ancora 5. Ricordiamo che sabato prossimo la Serie C1 di futsal siciliano osserverà un turno di riposo. Ma intanto andiamo a vedere questa sfida, poi andremo anche con la visione dei quintetti in campo. Il primo arbitro inizia a guardare il cronometro. Tutto da sincronizzare. 3 minuti in anticipo rispetto al canonico ore delle 17. Si parte, mettetevi comodi, inizia 3M Palermo Sant'Isidoro Bagheria col primo giro dato al pallone dalla squadra di mister Giacomo Mosca, che schiera Pepe Giglio tra i pali, poi il quintetto completato da Mario Molinaro, da Giuseppe Di Dio, da Francesco Scalavino e dal capocannoniere Calvaruso. Sfondata la quota dei 30 gol da un ragazzo che dopo l'annata di apprendistato dello scorso anno con la maglia dell'Aveco quest'anno sta sfoderando attributi importanti in fase realizzativa, anche quando magari non sfodera belle prestazioni. Ci viene in mente la partita contro il Cus Palermo in cui non ha vissuto un grande pomeriggio, ma intanto attenzione perché il Sant'Isidoro si porta subito in avanti e si porta subito in vantaggio. Il gol dell'1-0 firmato dalla squadra di coach Ticali, che dunque parte subito forte, sblocca la partita. E dunque cambia subito il parziale al campo 3M con il gol messo a segno da Sardina, numero 5 della formazione biancorossa. A breve anche la lettura di quello che è il quintetto scelto da Ticali per iniziare questa gara. Intanto Trembe che cerca di dare nuova linfa al proprio gioco. In porta c'è Licciardi del Sant'Isidoro, poi come detto il numero 5 Sardina, il numero 9 il capitano Sciacchitano, giocatore senza dubbio da tenere d'occhio. Ma intanto Calvaruso subito col pareggio è arrivato, non si è fatto attendere la reazione del Trem, firmata Calvaruso.
È durata una manciata di secondi la situazione di vantaggio per il Sant'Isidoro, che dunque torna ad inseguire 1-1. Completiamo la lettura del quintetto del Sant'Isidoro mentre esce bene Peppe Giglio in campo, come detto Licciardi tra i pali, poi con il numero 3 Campagna, con il numero 5 Sardina, con il numero 8 Piazza, con il numero 9 Sciacchitano. Si riparte dal fondo con Licciardi, tocco per Sardina, Sciacchitano prova a liberarsi, non riesce ad andare via in 1 contro 1 a Mario Molinaro, che si andrà ad incaricare della rimessa. Di Dio, che ritrova tra l'altro Mister Mosca e anche un suo fidato collaboratore come lo Pipano. Intanto attenzione a Scalavino, conclusione spinta da Piazza, che poi può soltanto metterla in angolo, reclamava un tocco con la mano il numero 21 del Trem, giocatore imprevedibile, di qualità, può sicuramente dare il cambio di passo in questa gara. Molinaro si defila, aggredito da Sardina, si rifugia da Di Dio che non controlla bene, c'è Calvaruso che passa sul primo, lui adesso Campagna per la palla scaricata su Molinaro. Di Dio, Scalavino converge ancora una volta, fa i conti col pallone bagnato dalla pioggia, conclusione deviata, calcio d'angolo ancora per il Trem. Se ne occupa Cristian Calvaruso, palla dietro per Molinaro, conclusione sporca da parte del capitano del Trem. Licciardi la fionda a rasoterra su Sciacchitano, controllo con Di Dio, spalla alla porta, ultimo tocco è dell'ex giocatore del Pioppo, che come detto ritrova Mosca. I due insieme l'anno scorso in D hanno dominato la stagione, dominato dal punto di vista del palmarès, non tanto nell'andamento della stagione. L'anno scorso bellissima sfida a 3 col Ficarazzi, col Palermo Futsal Club. Intanto qui bella giocata ancora da parte di Sardina, secondo palo, Campagna col gol del 2-1. Qui sorpresa totalmente, la linea difensiva del 3M torna in vantaggio il Sant'Isidoro. Qui ancora una volta in difficoltà il sistema difensivo della squadra di Mosca, che becca 2 gol su 2 situazioni abbastanza rivedibili proprio nella difesa dei propri ultimi metri della porta controllata da Peppe Giglio. E dunque Sant'Isidoro avanti 2-1 dopo il gol di Sardina, quello di Campagna. Di Dio, Molinaro non riesce a controllarla e allora riesce a controllare Scalavino e allora palla per Giglio. Eccolo Scalavino ancora riceve da Calvaruso, nuovamente il capocannoniere del campionato, già in gol anche oggi. Qui cerca di passare in mezzo a 2, resiste, poi evita Piazza, subentra nell'azione Sardina, Sciacchitano, il tocco, Scalavino fermato dall'autore del primo gol della partita. Di Dio, calcia Di Dio, Licciardi in 2 tempi. Qui attenzione perché la palla passa e allora Sardina si può presentare a tu per tu con Giglio che lo ipnotizza e poi la prende in 2 tempi, occasionissimo ancora. E c'è sicuramente qualcosa da sistemare nella gestione difensiva da parte del 3M e vuole parlarci subito sopra Giacomo Mosca sul 2-1 per il Sant'Isidoro.
sole, anche caldo, fuori stagione, con temperatura che ha toccato i 20 gradi oggi. Giornata iniziata col vento, che sta portando anche della pioggia. Forse la potete anche percepire a livello uditivo, le gocce di pioggia che stanno cadendo sul 3M di Palermo, e non tanto o non soltanto per quel che riguarda il risultato, che per il momento premia il Sant'Isidoro. Sardina, tocco per Sciacchitano, serie di finte, poi prende il centro, ancora Sciacchitano non sa chi darlo, allora gira attorno al pallone, serve Piazza. Sardina, Sciacchitano, lungolinea, troppo forte, poi la palla prende anche velocità a contatto con il terreno di gioco, e allora Giglio. Molinaro per Scalavino, non muovono ancora nulla le due panchine. Scalavino se la porta sul destro, vuole provare il tiro, Sardina lo mura sul nascere. Allora rimessa per il 3M di Dio. Molinaro cerca la traccia verticale per Scalavino, deviazione di Campagna, rimessa 3M. In incontro Calvaruso, la palla invece per Di Dio. Molinaro, eccolo Calvaruso che riceve. Scalavino, palla ancora a cercare Calvaruso, il controllo nonostante la scivolata di Piazza. Calvaruso si libera per il tiro, stoppato da due giocatori, poi Piazza può soltanto allontanare sul petto di Scalavino, nuovamente Piazza. Giocata di puro sacrificio qui da parte di Piazza, che prima aveva evitato il fallo laterale, poi di fatto la palla è finita a Calvaruso, e allora il tentativo respinto al numero 21 in maglia verde. Rieccolo Scalavino, palla dentro a cercare Di Dio, copertura di Sardina, angolo 3M. Pallone indietro, Molinaro, in qualche modo Licciardi, poi ancora super Licciardi sul tap-in di Calvaruso, forse poco cattivo in questo caso il puntero del 3M. Qui attenzione, Scalavino, la finta, ancora Scalavino, Piazza lo mura, porta la palla fuori, si riparte dal fondo. Qui forse reclama anche un intervento falloso il numero 8 del Sant'Isidoro, mentre Licciardi serve rasoterra Scalavino, quasi un lancio da bullying. Scalavino prova a passare su due, si trascina il pallone fuori, reclama un fallo, quantomeno il fallo laterale, il capitano della squadra biancorossa. Scalavino contro Piazza, raddoppiato, allora scarica su Di Dio, passaggio intercettato, torna sulla palla Di Dio per evitare il contropiede di Sardina. Scalavino, Piazza lo ferma, rimessa 3M. Molinaro per Di Dio. Scalavino, Di Dio. Palla per Molinaro che può armare il destro, decide di calciare, c'è la deviazione Licciardi, poi la palla rimane lì, Calvaruso agganciato forse, l'arbitro lascia correre, non c'è rigore per il 3M. Poi Sardina calcia addosso a Di Dio, fallo laterale. Sciacchitano, Scalavino gliela sporca, il fallo laterale. Intanto movimento su entrambe le panchine, adesso si muove con maggiore insistenza di Grazia nel 3. Sciacchitano viene a ricevere, poi sbaglia lo scarico, forse indotto in errore proprio dai compagni della panchina, e 3M che torna a muovere palla. Scalavino, Di Dio prova ad andare in velocità, poi palla dentro con deviazione. Scalavino, controllo complicato, ancora Scalavino che resiste. Scalavino spalla alla porta, trova Molinaro, se la sistema. Molinaro sinistro deviato, Scalavino non si accontenta dell'angolo, va a puntare, poi prova a piazzarla da fermo, sbaglia. Sciacchitano, si propone Sardina accanto a lui, Sciacchitano conduce, Sciacchitano, la respinta di Giglio, e poi evita, no, non evita il fallo laterale Mario Molinaro.
La rimessa per Sardina, pallone deviato, poi controlla Calvaruso che innesca la ripartenza. Molinaro, Calvaruso, sterzata in mezzo a due, ancora Calvaruso, resiste ad una carica, non c'è fischio, lo reclama Calvaruso, non lo ottiene. Il 27, maglia verde e blu, fallo laterale per la sua squadra in ogni caso, con Peppe Di Dio. Palla tesa dentro, Piazza mette fuori. Tanto primi cambi in arrivo per Sant'Isidoro. Continua a muoversi in maniera frenetica anche Di Piazza dall'altra parte. Preme Palermo che dopo l'addio di Zapparata ha portato novità anche dal punto di vista dirigenziale, non soltanto con l'arrivo di Mosca. Sotto l'ingresso di una figura storica quasi, direttore generale della squadra palermitana. Molinaro ha saltato da avversari, palla Scalavino, respinge Piazza, praticamente togliendo il gol del possibile 2-2. Poi mette palla fuori Sardina sulla pressione di Di Dio. Mosca indica a chiari cenni a Runfolo di presentarsi sulla zona dei cambi. Qui Molinaro con un tiro rischioso che infatti innesca la ripartenza del Sant'Isidoro. Sciacchitano se la porta sul destro, Piazza, tiro deviato, rimessa Sant'Isidoro. Tanto va fuori Calvaruso, va dentro proprio Runfolo, sarà lui il pivot del Trem in questa mini fase della partita. Sardina con la rimessa, Piazza la porta con la suola, Sciacchitano, spalla alla porta, Di Dio, lo scippa del pallone, poi Molinaro riceve da Scalavino, palla all'altra parte a Runfolo, Molinaro si muove Di Dio, Molinaro vede lo spazio per Scalavino che converge, Scalavino sbraccia Sciacchitano, l'arbitro lascia giocare, allora riparte Piazza, 2 contro 2. Piazza evita Molinaro, palla sul sinistro, la prova! C'è la deviazione di Runfolo, palla in calcio d'angolo. Qui le proteste da parte della panchina del 3M per il mancato fischio ai danni di Scalavino. Sembrava abbastanza chiaro il fallo, la sbracciata da parte di Sciacchitano, non di questo avviso. 2 arbitri. Mentre c'è l'angolo per il Sant'Isidoro, lo batte Sardina, palla dentro, se la calcia praticamente addosso Campagna, contropiede 3M, Di Dio, Scalavino davanti a Licciardi, Sardina, recupero decisivo del 5, angolo 3M che dovrà essere battuto un'altra volta perché c'è stata l'altra deviazione. Di Dio, Runfolo fronte alla porta, di punta, colpisce il palo, gran conclusione qui di Runfolo sfortunato. Qui sfortunato il 3M, mentre dall'altra parte spazio per Pagano con la maglia numero 21 per il Sant'Isidoro. È uscito Sciacchitano, è uscito anche Piazza. Molinaro per Runfolo, è entrato col numero 6 Randazzo. Di Dio, lungolinea per Scalavino che resiste. Di Dio, accanto a lui c'è Runfolo, lo serve. Eccolo. Runfolo, qui il blocco di Dio non letto perfettamente, poi chiusura senza fallo e comunque fallo laterale per il 3M. Direzione di gara molto all'inglese, verrebbe da dire. Già un paio di situazioni meritevoli del fischio, ma fin qui nessun fallo assegnato dalla coppia di arbitri. Qui Runfolo calcia affrettando il passo e ne viene fuori una conclusione un po' storta, finisce direttamente in fallo laterale. Campagna con la rimessa per Randazzo, Pipagano non riesce a approfittare dello scivolone causato dal campo lungo da parte di Dio. Eccolo Di Dio,
palla per Emanuele Runfolo. Runfolo va a puntare, Runfolo contro Sardina, scivola Runfolo, rimessa Sant'Isidro. Tanto è pronto ad entrare anche Di Piazza, mentre qui sbaglia Campagna. La rimessa è per il Trem, che adesso prova a cingere d'assedio la metà campo avversario. Molinaro, palla per Runfolo che riceve spalla alla porta. Runfolo prova a girarsi, serie di finta, ancora Runfolo, sempre spalla alla porta, il 19 Di Dio. Molinaro, Runfolo, compostatico del Trem, palla che arriva dentro, ma Scalavino viene anticipato da Randazzo. Sardina, Randazzo, dall'altra parte Campagna, che per il momento decide la partita. Il gol che per il momento fissa il risultato sul 2-1 per il Sant'Isidoro. Licciardi per Pagano, palla per Campagna, 1-2 ancora, Pagano, arriva Giglio, scontro tra i due. Anche in questo caso non c'è fischio né dall'una né dall'altra parte. Si rialza Pagano, almeno sembra che stia per rialzarsi. Il secondo arbitro assegna la rimessa al Sant'Isidoro, rispedendo al mittente tra l'altro le proteste da parte di Dio, che voleva invece la rimessa in suo favore. Allora fallo laterale Sant'Isidoro, scadono i 4 secondi. Allora cambio rimessa, lo Scalavino per Di Dio. Eccolo Di Grazia, preso il posto di Molinaro. Ancora Di Grazia, prova a passare, viene fermato da Pagano, fallo laterale per il 3M. Di Dio passa sul primo, poi prova a prendere il centro, ancora Di Dio, calcia col sinistro, non è fuori. Manca di imprevedibilità la fase offensiva del Trem, allora Mosca chiama dalla panchina Davide Finazzo. Trem che, per quanto abbia attinto dal mercato, portando in dote giocatori come Dio, come già citato Finazzo, come il portiere Giglio e anche come Butrone, che oggi parte così assente. Qui intanto l'uscita su Di Grazia, poi Pagano non la riesce a tenere in campo. Dicevo, per quanto abbia attinto dal mercato, ha perso per motivi lavorativi Antonio Calò. Numericamente parlando, l'attacco under è stato rinforzato da Salvo Guglielmini, che era un giocatore come Calò. Ha fatto il bello e il cattivo tempo nella prima parte di stagione insieme al già citato Calvaruso, mentre intanto è rientrato Calvaruso al posto di Scalavino. A breve sarà anche il momento di Finazzo. Tanto Runfolo stoppa la rimessa di Sardina. Randazzo calcia più lontano che poi la palla finisce fuori. Di Dio, Runfolo, palla alla porta, ancora Di Dio, palla verticale sempre per Di Grazia che la tiene. Runfolo si è buttato nello spazio Calvaruso, la palla è per lui, c'è il controllo da parte di Losanno, nuovo ingresso in campo, poi però a portare sul pallone proprio il numero 2, chiuso da Runfolo che con una spallata lo manda fuori. Riparte dal fondo il 3M con Giglio, anzi riparte dal fallo laterale. Calvaruso, Runfolo aggredito ed eccolo il primo fischio della partita, fallo di Randazzo ai danni del pivot del Trem, dunque punizione. Due. Per sinistra, Peppe.
C'è la punizione dunque per il 3M sul punto di battuta di Dio, fischia il primo arbitro. Di Dio cerca la porta, non la trova. Tentativo non facile da mandare a bersaglio. Intanto Ricciardi, colpo di testa all'indietro di Dio. Losanno! Incrocia col destro, imparabile per Giglio. Cambia ancora il punteggio, allunga sul 3-1 il Sant'Isidoro Bagheria. Questo è un colpo molto duro per il Trem che stava facendo gioco, ma proprio da un rinvio, gol abbastanza banale questo da prendere. Arriva la rete da parte di Losanno, quasi quarantenne che adesso cerca la ripartenza. Pagano incrocia, questa volta c'è l'uscita di Pepe Giglio. Sembra sottotono il 3M, qui ancora Giglio in anticipo sul Losanno. Di Grazia che aveva perso la marcatura, fuori Runfolo, dentro Scalavino, palla ancora per Losanno che ben spaccata, blocca Giglio. Scalavino, adesso quintetto un po' più dinamico con Finazzo e Scalavino insieme a sostenere Calvaruso, completa Di Grazia. Finazzo, palla per Di Grazia, occlusione storta, finisce fuori. È chiama time out coach Ticali sul 3-1. Ricordiamo che alle 18 trasmetteremo sempre per il campionato di Serie C al girone A la sfida tra Athletic Club Palermo e Sporting Alcamo. Abbiamo invece trasmesso un emozionante Emiliato del campionato di Serie C2 che ha visto la vittoria in extremis della squadra di casa, 5-4 il risultato, il gol nel finale da parte di Enrico Sanso. Alle 18:30 invece al Toccia Stadium di Palermo la sfida del Palermo Futsal Club, che vuole tornare a vincere dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due partite. Qui intanto il primo fallo commesso al 3M porta la firma di Scalavino. Punizione Sant'Isidoro, un fallo a testa fin qui. Randazzo cerca lungo Losanno, c'è Di Grazia che alleggerisce per Giglio. Finazzo, Di Grazia per Scalavino. Contro Finazzo, libera lo spazio per far ricevere Di Grazia. Scalavino, 1-2 che non si chiude, c'è Pagano, poi Randazzo e riparte il Sant'Isidoro, no, perché c'è Calvaruso a chiudere. Centrocampo, grazie. A distanza, per favore, grazie. Vada, può giocare. Uno. La rimessa. Sardina che serve Randazzo. Pagano. Rischia con questo dribbling, poi si affida a Sardina. Lancio lungo verso Losanno che riesce a controllare il pallone. Ancora Losanno, l'appoggio per Randazzo. Sta giocando con grande semplicità e con grande intelligenza il Sant'Isidoro, rischiando poco. Qui Pagano prova a prendere velocità. Ancora Pagano. Randazzo. Losanno. Randazzo fermato da Di Grazia. Alla fine l'ultimo tocco è del numero 6 bianco-rosso. Rimessa per il Trem che già attacca Calvaruso. Suolata di Scalavino. Ancora Calvaruso per Finazzo anticipato
fallo. Ottimo intervento di Sardina, che poi prova anche ad autolanciarsi. Sardina, uno sguardo al centro, c'è l'uscita di Gio, non perfetta, ma alla fine riesce ad evitare guai peggiori. Pinazzo Di Grazia, Calvaruso, punta Losanno, poi Di Grazia, verticale per Finazzo, ancora Di Grazia, cerca una palla per Calvaruso, esce molle dal suo piede, poi addirittura Randazzo calcia da fuori, mentre Losanno lascia nuovamente il posto a Campagna, fuori Di Grazia, torna Di Dio, pronto anche Piazza eventualmente a rientrare per il Sant'Isidoro, già sul quello che nel basket sarebbe il cubo dei cambi. Di Dio, palla per il controllo di Scalavino, Di Dio di prima, Scalavino, scusate, ecco Scalavino, guarda la porta e calcia, conclusione fuori. Qui Campagna, Di Dio contro Pagano, quest'ultimo la meglio, riesce a tenere il pallone, poi se lo trascina fuori. Scalavino, palla per Calvaruso, pronta alla porta, allarga su Finazzo che va dentro! Scalavino trova il gol, accorcia le distanze, il 3M che trova finalmente una giocata corale e segna il 2-3. Qui bellissima la giocata, Calvaruso, Finazzo, Scalavino, e 3M che dunque riapre la partita. C'è veramente ancora tantissimo da giocare, noi purtroppo non abbiamo la disponibilità del cronometro perché siamo dal lato opposto rispetto alle panchine, di conseguenza rispetto alla postazione del cronometrista. Scalavino, Finazzo, cambia gioco, va da Calvaruso, Di Dio, Finazzo, fronteggia Pagano, passaggio intercettato, fallo laterale 3M, adesso insiste la squadra di Mosca. Di Dio, controllo e tiro, palla in fallo laterale ancora. Di Dio, Scalavino, punta, serie di finte, poi torna da Di Dio, Finazzo cerca di liberarsi, palla per Di Dio che evita l'intervento di Sardina, sempre in campo il 5. Calvaruso, finta contro Randazzo, Finazzo, la suolata, Calvaruso sull'uscita di Ricciardi che poi è bravissimo, reattivo a negare il tap-in. Qui Di Dio con l'anticipo secco, Calvaruso fronteggia, allarga Scalavino dentro, palla che rimane lì, Di Dio in qualche modo, c'è il fallo fischiato contro Di Dio. Che fischio che premia la chiusura difensiva del Sant'Isidoro. È il secondo fischio per il contro il 3M. Qui Di Dio in spaccata, un fallo laterale. Sciacchitano appena tornato in campo, resiste, Sciacchitano, passa ancora, Sciacchitano, palla allargata, Campagna, Sardina, Giglio, torna in posizione, nega il gol. Di Dio, ad un passo dal 2-4 il Sant'Isidoro che all'improvviso si è riaffacciato in avanti con la gran giocata di Sciacchitano, qui Calvaruso. Dovrebbe essere calcio d'angolo, tanto debutta in partita Guglielmini. Tanto si riparte da fuori, quindi non è calcio d'angolo. Campagna, Sardina, Sciacchitano, è tornato il quintetto base con Piazza,
mentre Sciacchitano la gioca più lontano che può, non riesce a trovare compagni. Di Dio, Scalavino con Calvaruso e Guglielmini a completare il quintetto. Eccolo Guglielmini che riceve. Scalavino, Di Dio, Calvaruso a prendere palla lontano per cercare di attirare i difensori ovviamente più lenti di lui. Calvaruso, Piazza usa il fisico, Campagna mette in fallo laterale, colpo involontario subito da Cristian Calvaruso. Ci sei tu nel fallo! Ci sei tu nel fallo! È fallo quando fischio io. Ok, io non voglio sentire più che sto richiamando ufficialmente. Ok? Bene, la prossima siamo lì. A destra Gianluca! A centro La rimessa Scalavino, Di Dio, Calvaruso, sempre contro Piazza, converge Calvaruso, serie di finta ancora, Calvaruso ancora, cerca di liberarsi, raddoppio vincente di Sardina, calcio d'angolo. Guglielmini con l'angolo scucchiaiato su Di Dio. Di Dio si libera e calcia la respinta di Sardina. Ancora una volta decisivo e ancora una volta calcio d'angolo. Di Dio, il controllo, c'è Scalavino fuori da ultimo. Lo serve praticamente da fermo. Si attacca a difese schierate. Scalavino, scarpata sul pallone, altra deviazione, no? Si riparte dal fondo. Ricciardi, Sciacchitano, Sardina prova a passare in mezzo a due, si autolancia praticamente, lo chiede Scalavino. Guglielmini, Calvaruso vede Guglielmini, lo serve. Di Dio prova a sterzare, Di Dio se la porta fuori, non riesce a servire Guglielmini. Qui sbaglia il Sant'Isidoro, allora di fatto restituisce la palla al treno. Guglielmini, Scalavino prova a puntare ancora Sardina, Scalavino, palla allargata, Calvaruso, palla dentro, Ricciardi, ancora grande intervento del portiere del Sant'Isidoro, qui perde palla Sardina. Intanto finisce il primo tempo e finisce con il Sant'Isidoro in vantaggio 3-2. I gol di Sardina, Campagna e Losanno da una parte, Calvaruso e Scalavino dall'altra. Noi andiamo in break, restiamo collegati qui dal campo 3M di Palermo. Naturalmente torniamo live tra qualche minuto per la ripresa. Poi 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, e devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica, che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, è tanta roba, perché noi non abbiamo
capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, se uno dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione, questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche essere delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando il dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, è inutile che vado io a raccontarlo perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere particolarmente disponibili a sostenere a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda, che credo che ci viene riconosciuto, molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo. No, perché quel ministro lì, devo essere sincero, e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una concessione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo... Torniamo live dal campo 3M di Palermo, secondo tempo di 3M Sant'Isidoro Bagheria. Il primo tempo, come vedete, si è concluso sul parziale di 3-2 in favore della squadra allenata da Antonino Ticali, in virtù dei gol messi a segno da Sardina, da Campagna e da Losanno. Inizialmente aveva trovato il pareggio sull'1-1 la squadra di casa con il consueto ormai gol di Calvaruso, poi Scalavino col suo tapin fissa
Per il momento il risultato sul 2-3, inizia la ripresa, dunque mettetevi comodi. Saranno 20 minuti, naturalmente minuti effettivi, saranno molti in più. I minuti per assistere a questa partita in cui il Trem deve quantomeno provare a ricucire lo strappo dagli avversari. C'è un terzo posto da difendere. Qui Guglielmini, tiro stoppato per Ricciardi in angolo. Qui Scalavino anticipato da Campagna. Ricciardi piazza, Sardina, Campagna, Sciacchitano, il quintetto scelto per iniziare la ripresa da Antonino Ticali, dall'altra parte Giglio, Diddio, Scalavino, Calvaruso, Guglielmini per iniziare la ripresa nel Trem. Eccolo Scalavino, Diddio, Guglielmini, non riesce ad arrivare, si tratta di Calvaruso. Sciacchitano prova a passare su Diddio, quello improbo nell'1 contro 1, allora Giglio, Diddio, passaggio sbagliato per Calvaruso, per Scalavino, scusa. Diddio chiude su Sciacchitano, poi Scalavino. Guglielmini anticipato molto bene da Sardina, che poi prova a liberarsi. Sciacchitano. Viene Sciacchitano, calcia col sinistro, palla deviata. E calcio d'angolo per il Sant'Isidoro, che quando riesce a pizzicare, a pungere, è sempre un pericolo per il Trem. Qui piazza col tiro, non arriva sul secondo palo Sciacchitano, non ci ha creduto. Quanto scalda Cangemi nella panchina del Trem. Scalavino, Calvaruso, Scalavino col tiro, respinto. Credo da Sardina più che da Campagna, visto anche l'indirizzo della deviazione. Angolo per Scalavino. Guglielmini. Palla dentro, respinta ancora in angolo da Sardina. Scalavino va a calciare, non trova nessuna deviazione, anzi sì, ne trova una di un giocatore in maglia bianco-rossa. Allora altro angolo per il Trem, questa volta battuto su Diddio. Ecco Scalavino, calcia con deviazione ancora una volta, anzi forse no, ma la palla sibila alla destra di Ricciardi. Sì, c'è la deviazione, anzi no, in realtà Giglio qui va ad abbrancare il pallone, non riesce in questo caso ad uscire il Sant'Isidoro, che a difesa schierata fa fatica a ricostruire. Invece quando ha la possibilità di giocare col Trem un po' più aperto, col Trem un po' più allungato, palla battuta lunga su Calvaruso, che può proteggerne l'uscita in favore. Scalavino, Calvaruso, palla dentro Guglielmini! Il pareggio del Trem, salvo Guglielmini trova il tap-in vincente, la ripresa il Trem. Qui l'ottima giocata ancora, quando riesce a trovare il varco in verticale. È una squadra che può fare male in qualsiasi momento il Trem, in questo caso con la verticalizzazione, con l'ottima giocata da parte di Calvaruso, che ha dato lo sguardo giusto al centro, ha visto Guglielmini. Primo gol in maglia Trem, il ragazzo è arrivato stagione in corso, ex Palermo Calcio 5 tra le altre, ex Villaurea, ex Emiri. Si pensava che potesse riprendere la strada di Emiri come amico, fraterno e compagno di squadra, ex compagno di squadra Pecoraro, che gli Emiri ci è andato e ci è tornato. Quest'anno ha preso anche una bella vittoria contro lo Iato. Qui Sciacchitano chiude bene il primo palo, non trova però forse neanche pizzicato il numero 9 della squadra biancorossa, che dunque deve ricostruire tutto, deve ricominciare tutto, come cantano tra l'altro in Negramaro a Sanremo. Fallo laterale Trem. Scalavino adesso ha un po' meno fretta, giustamente.
qui scatena anche una mezza bufera tra vento e pioggia. Piazza con recupero palla, cerca di ripartire, viene però fermato allora Giglio. Scalavino sbaglia il tocco. Pioggia ha ripreso a cadere in maniera incessante. Scalavino, Calvaruso si è trovato nella traiettoria di passaggio, apre ancora, Scalavino, Licciardi in calcio d'angolo. L'angolo, Scalavino ribattuto, la palla rimane lì, poi viene messa fuori, ancora attacca il 3M in pressione, esce bene per un attimo il Sant'Isidoro, allora Di Dio. Calvaruso, Di Dio. Cambia fronte, va da Scalavino che però stava rimettendosi in posizione, allora la palla persa dal 3M, bisogno di un po' di riposo, di rifiatare. Il Sant'Isidoro, squadra abbastanza corta nelle rotazioni. Licciardi lungo, Scalavino arpiona questa palla in volo, ancora Scalavino. Il surplus tocca per Calvaruso. Di Dio, la calcia addosso al suo compagno di squadra. Piazza cerca Sciacchitano, Di Dio la protegge, qui Giglio costretto al colpo di Reni perché la palla ha quasi cambiato traiettoria dopo l'impatto sul terreno di gioco. Scalavino leva la palla in verticale per Guglielmini è venuto invece incontro, allora la palla persa. Di Dio rimedia, poi Scalavino, ultimo tocco, è il suo. Anzi, cambio, rimessa e time out chiesto alla panchina del treno. Salvo! Vai in pressione, hanno difficoltà a ragionare. Puntalo, puntalo! Così adesso te ne vieni e calci subito. Terminato il time out chiesto da Giacomo Mosca. Di Dio ha cercato Cangemi che dunque debutta in partita. Riposo per Calvaruso, sempre decisivo nelle azioni dei gol. Il primo l'ha segnato, il secondo nasce da un suo tocco per Finazzo che ha poi servito l'assist a Scalavino e poi l'assist l'ha dato lui a Guglielmini per il 3-pari. Sciacchitano, scivola Di Dio, allora può andare Sciacchitano, ancora avanti il Sant'Isidoro, la giocata individuale di Capitan Sciacchitano che firma il 3-4. Si potrebbe parlare di brutta uscita dal time out per il 3M, ma va detto che la scivolata sul terreno bagnato di Di Dio è stata fondamentale, naturalmente nulla da imputare al numero 7 in maglia verde e blu, sfortunato. Morso tuo vita mea si dice in questi casi. Sciacchitano ne ha approfittato da Cobra, da Bomber con il ghiaccio nelle vene, l'ha messa dentro 8 per 2 con Giglio, non ha fallito, una delle rarissime occasioni in cui ha potuto calciare in maniera pulita verso la porta del 3M. Qui Giglio, a proposito di calciare, cerca Guglielmini che viene anticipato, rimessa a 3M in zona d'attacco, adesso va ricostruita questa rimonta, va ricostruita questa risalita per la squadra di Mosca. Di Dio, Scalavino, serie di rimpalli, calcia, deviazione, rimessa dall'altra parte. Cangemi con la rimessa, Di Dio
Guglielmini, poi Scalavino, scucchiaia Guglielmini, l'uscita di Ricciardi che poi la calcia anche fuori, in realtà la palla non fa tanti metri perché colpisce la rete superiore. È rimessa per il Trem che adesso arremba negli ultimi metri di campo avversari. Sardina con la chiusura, Sciacchitano prova ad andare, questa volta rimane in piedi di Dio, ripiega bene indietro il Trem, adesso si abbatte la pioggia un po' più forte. Attenzione alla ripartenza, Sardina ancora per Sciacchitano, c'è il secondo palo per Piazza, 5-3, allunga ancora il Sant'Isidoro. Sciacchitano con l'assist questa volta per Piazza e nuovamente sul +2 la squadra di Ticali. Segna Filippo Piazza, gol del 3-5. Calvaruso, adesso vediamo come riuscirà ad imbastire una ripartenza il Sant'Isidoro. Più di Dio, forse con una mano ma si gioca, e alla fine il primo tocco è di Sardina. Fa riposare Piazza, torna in campo Campagna, c'è anche Randazzo in campo al posto di Sciacchitano, di Dio, serie di finta contro Pagano che lui è appena entrato in campo, ha fatto rimane solo Sardina, che l'ha giocato tutti i minuti fin qui. Scalavino per il ribattuto a Randazzo, di Dio, calcia Licciardi, vola e la mette in calcio d'angolo. Ancora di Dio a ricevere, dentro, deviazione di Randazzo ancora. Scalavino si allarga, Pagano gli sbarra la strada, rimessa. Poi c'è la conclusione di Guglielmini di Pagano, adesso è un assedio da parte del Trem che deve rifugire nuovamente lo strappo. C'era riuscito in ambito di secondo tempo, ma adesso è tutto da rifare. Qui Guglielmini lotta, la meglio Randazzo che fa rimettere a posto i suoi. Tocco indietro, Pagano la tiene in campo, sempre Pagano, palla giocata poi indietro, non la tiene Campagna sul passaggio di Sardina, rimessa 3 di Grazia. Guglielmini, Scalavino, punta, converge Scalavino, scarico indietro di Grazia che è appena tornato al posto di Dio. Scalavino prova a fare tutto da solo, viene rispedito al mittente da Campagna, fallo laterale Trem. Pronti Calvaruso e Rumpolo insieme. Guglielmini, controllo un po' pigro, però è costretto a inseguire il pallone. Cangemi, palla alla porta, prova a tenerla, scarica di Grazia, adesso chiude ma non concede spazi il Sant'Isidoro che si allunga e si stringe all'occorrenza. Guglielmini, di Grazia, pallone di ritorno errato, palla che è rimasta in campo, poi Campagna col tunnel a Guglielmini. Pagano prova a tenerla, Scalavino lo pressa e gliela porta via. Scalavino prova a passare, viene raddoppiato, fallo di Campagna. Va fuori Guglielmini, intanto va dentro Scalavino, probabilmente dopo, va dentro Calvaruso, ovviamente dopo la punizione andrà in campo anche Runfolo, ci vuole provare Cangemi. Per il Trem, conta i passi Calvaruso, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo. L'angolo per Di Grazia, Scalavino d'ultimo uomo, la protegge, c'è Calvaruso che finta il tiro, Pagano lo scippa, prova ad andare da solo Pagano, esce Giglio che scorta la palla oltre la linea laterale. Di Grazia, Scalavino, Di Grazia, Calvaruso.
Di Grazia, Scalabino, Cangemi, palla ancora per la conclusione di Scalabino, ribattuta. Qui ottimo intervento di Randazzo che conquista calcio di punizione. Ammirevole la capacità del Sant'Isidoro di compattarsi al momento giusto. Girgenti comunque, non Cangemi, chiedo scusa. Tutta la partita. Qui intanto Giglio si esalta. Su Sardina. Tanto giallo per Scalavino, penso per proteste. Confermato dal primo arbitro tipo di provvedimento preso ai danni di Francesco Scalavino. Proteste. Può riprendere con l'angolo battuto all'indietro Randazzo, il tiro sbucciato, poi deviazione di Scalavino. C'era Campagna tutto solo. Angolo Sant'Isidoro, pallone in mezzo, deviazione, poi rimessa Sant'Isidoro. Parere corretto la decisione perché non c'è stato il tocco di Pagano dopo quello del giocatore del Trem. Randazzo al tiro ribattuto, poi altra conclusione, Giglio. Di Grazia, Girgenti, palla alla porta, tocca per Scalavino che arriva in ritardo, tocca testa a Runcolo proprio al posto del numero 11. Di testa di Grazia, Runfolo si scontra con Scalavino. Prova a ripartire Sardina, lo chiude Di Grazia che alleggerisce per Giglio. Intercetta Sardina che la tiene in campo, arriva Calvaruso che gliela porta via, spinge Calvaruso, fronte alla porta, spara Calvaruso, palla fuori, e questo è un gol possiamo dire divorato, però c'è stata forse no, non c'è stata la deviazione, sempre tratti in inganno dal posizionamento. Qui Calvaruso poteva fare molto meglio, calciato a botta sicura. Il capocannoniere del campionato, ne abbiamo visti fare tanti di gol così. Calvaruso, Finazzo viene anticipato, poi chiusura di Randazzo. Di Grazia sbaglia il tocco, arriva Finazzo comunque. Runfolo e zona tiro per lui, Ricciardi. E rimessa Calvaruso dentro, chiude Randazzo su Finazzo, poi rimessa ancora per il Trem, ne sta collezionando a decine di falli laterali nella metà campo avversaria la squadra di Mosca. Runfolo, Finazzo, per escludere che a breve si valuti anche l'ipotesi del power play. Intanto Runfolo tende un compagno a servire, trova Di Grazia, ora Finazzo, 1 contro 1. Calvaruso prova a girarsi, scarico Runfolo, Runfolo tira e spacca la porta Runfolo. 4-5 il risultato, il gol del numero 19 che accorcia le distanze. Ha spaccato la porta Emanuele Runfolo. 4-5, la riapre il Trem. Un po' di discussioni con la panchina del Trem. Lozano che è appena entrato in campo, duello rusticano con Di Grazia.
quindi si sollevano tutti i foglietti. Intanto la punizione di Losanno, palla che attraversa tutta l'area di porta, termina fuori. Dovrebbe essere il secondo fallo speso al 3M, uno ne è invece speso il Sant'Isidoro. Calvaruso, Grazia, Calvaruso prova a girarsi, resiste all'attacco di Campagna. Calvaruso, fallo di Campagna, penso somma di falli da parte delle numero 3 in maglia biancorossa. Punizione molto molto interessante. Punizione 3M sulla palla Runfolo che vuol provare a concedere il bis. Fischia l'arbitro. Runfolo fuori di pochissimo. Intanto palla che ha toccato la rete superiore, allora rimessa 3M. Finazzo di Grazia. Runfolo, Runfolo tiro deviato. Adesso c'è la voglia di sfruttare l'arma delle conclusioni da fuori, mentre intanto c'è stato un fallo commesso da 3. Palla alla porta contro Di Grazia, non riesce a tenerla in campo il 2. Cambio rimesso. Tanto torna Sciacchitano, questa volta breve spot di partita per Losanno, autore della terza rete. Precedenza ricordo, l'1-0 firmato da Sardina, l'1-2 firmato da Campagna, ha segnato l'1-3 Losanno, ha segnato il 2-4 Sciacchitano. Intanto Runfolo prova ad andare via, Runfolo dentro, Licciardi, palla che rimane lì, ancora Licciardi bravissimo, c'è il fischio. Qui ritengo corretto il fischio, ma non tanto per il fallo in sé quanto perché comunque è rimasto a terra il portiere. Se si fa male il portiere il gioco va fermato. È la scelta corretta. Quarto fallo commesso al 3M, intanto. È pericoloso il gol che per il momento regala la vittoria. La Sant'Isidoro l'ha firmato Pagano. Finazzo prova a piazzare, la riprova a piazzare, Runfolo calcia al volo, parla fuori. Sciacchitano, Campagna per Randazzo. Randazzo ancora, costretto a spazzarla più lontano che può. Andiamo su! Di Dio che ha ripreso il posto di Grazia. Sicuramente qualche problema per Molina che non è più rientrato. Finazzo è spinto. Finazzo, Dio, porta a spasso. Finazzo, palla per Calvaruso che prova a girarsi. Calvaruso resiste, tutto ok per l'arbitro. Palla messa lontano da Sardino, allora Giglio avanza. Runfolo, Di Dio. Ancora va a cercare Calvaruso che viene questa volta anticipato, e allora Campagna. Sciacchitano la tiene con grande maestria, qui però sbaglia il tocco, Calvaruso lo mette in fallo laterale.
time out chiesto da Ticali sul 4-5. Termina il minuto di sospensione chiesto da Antonino Ticali. Isidoro avanti 5-4 qui a Palermo contro il 3M. Sbaglia Sardina, rimessa 3M che vuole subito ripartire. Il tempo ovviamente stringe per la squadra di Mosca, che dopo la sconfitta di Altofonte vorrebbe mantenere questa streak aperta e soprattutto mantenere il terzo posto in classifica, perché negli altri campi comunque le squadre non sono di certo ferme. È iniziato il match che mette di fronte l'Athletic Club Palermo e lo Sporting Alfano. Potete seguirlo naturalmente sul nostro canale YouTube in diretta integrale ed esclusiva. Tanto palla lungolinea, Runfolo prova a liberarsi per il tiro, per un passaggio in campo qui Runfolo. Pazienza, il 19 non vuole affrettare, poi calcia, deviato, calcio da diventare qualcosa per il Dio con l'angolo dentro, Ricciardi, la palla rimane lì, Finazzo, Calvaruso prova a liberarsi, Finazzo sul fondo con deviazione e angolo, l'ennesimo per il Trenne. Runfolo, Finazzo, Runfolo, Di Dio, si ridispone in campo la squadra verde-blu, Finazzo, Di Dio, Calvaruso viene incontro, Calvaruso se la sistema, poi palla dentro per Runfolo in scivolata campagna. Sciacchitano, Giglio respinge, poi arriva Finazzo. Calvaruso prova ad andare in velocità, Calvaruso la tocca Licciardi nonostante Runfolo non potesse minimamente arrivare. Tanto l'angolo, Licciardi in qualche modo adesso avverte la tensione, avverte la pressione la squadra di Ticali. Finazzo cerca Calvaruso, c'è la deviazione, Sardina la calcia più lontano che può. Non giocate con me, non giocate con me. Ancora. Runfolo non trova nessuno. Tanto rientra Pagano, ha bisogno di fisicità. Ticali. Palla battuta lunga da Sardina, cerca Sciacchitano, Di Dio e Giglio, rischiando ma riuscendo comunque a tenerla. Battuta più lontano che può da parte di Licciardi. Intanto si è andato a risedere Finazzo, anzi in realtà non si è andato a risedere, si è andato a prendere la maglia perché andrà a giocare in power play adesso il Trento. Calvaruso, eccolo il power play del Trem. Finazzo, palla per Scalavino che prova a sterzare, lo chiude Sardina, poi in angolo Sciacchitano.
Poi qui Di Dio, Runfolo, Finazzo, Runfolo, fronte alla porta, spara Runfolo, palla fuori. È chiaro e palese come in situazione di power play per un giocatore che calcia come Runfolo è una risorsa. Intanto Sardina prova a passare su Calvaruso, Sardina allunga la falcata, Sardina, uscita di Giglio che si è fatto anche male nello scontro. Si rialza l'ex portiere di laurea mister Alcarini. Riesce a girarsi Sciacchitano, calcia! E ancora in gol! Sciacchitano ha fatto quello che ha voluto, è riuscito anche a trafiggere Giglio, torna a +2 il Sant'Isidoro. Di classe, di forza, Sciacchitano. Ancora una volta in power play il 3M, Finazzo, Di Dio, Scalavino dentro, intercetta Sardina, poi Runfolo in orbita. Qui Pagano la tiene. Ancora Pagano, vince alla fine Scalavino, poi Calvaruso, Runfolo se la allunga, la tiene in campo, Calvaruso di forza, poi Sardina la meglio, e grande fallo Scalavino, Calvaruso. Quinto fallo per il 3. Beh, una vittoria pesantissima in chiave salvezza questa per il Sant'Isidoro, la seconda consecutiva dopo quella contro l'Isola. Anche in bonus il 3M che ha speso 5 falli in questo secondo tempo, ma adesso deve tornare ad attaccare. Finazzo, torna in power play la squadra di casa. Scalavino, Finazzo, Di Dio subito verticale, Calvaruso dentro, Runfolo, il gol di Runfolo, bellissima qui la giocata in power play perfetta del 3M, 5-6 il risultato adesso. C'è ancora vita, c'è ancora partita, non è finito nulla ancora, ci crede la squadra di Mosca. Sardina, Sciacchitano, ancora Sciacchitano che passa su Scalavino, Finazzo che è rimasto in campo, poi palla per Di Dio, il recupero di Sardina, fa attenzione perché la porta è vuota, Sciacchitano corre, la guarda, la mira, la prende, 7-5 e qui forse scorrono i titoli di coda sulla gara, gol, tripletta di Sciacchitano. Qui il rimprovero a Finazzo che ha forzato con l'uscita palla, ma finisce qui la partita. Anzi no, non finisce la partita, c'è un fallo e c'è un tiro libero.
tiro libero, fallo di Calvaruso, credo palla lontana su Randazzo, direttore di gara che ha fischiato e c'è l'opportunità cronometro fermo per arrotondare ulteriormente il punteggio adesso. Sciacchitano può andare per il poker personale per il 5-8, fischia l'arbitro, la rincorsa di Sciacchitano, la spaccata di Giglio a dire di no, si rimane sul 5-7. Partita che è ormai prossima alla conclusione, Sciacchitano, palla che si perde fuori. Palla per Sardina che la muove all'indietro, trova compagni da servire Sardina, ma arriva il fischio, è finita la partita. Il Sant'Isidoro Bagheria espugna il 3M di Palermo con il risultato di 5-7, punti d'oro in chiave salvezza per la squadra guidata da Antonino Ticali, che porta a casa il secondo risultato utile, la seconda vittoria consecutiva. Frena invece dopo la vittoria di Altofonte il 3M, che però non sporca, almeno per il momento, il suo grandissimo percorso in campionato. Chiudiamo con il saluto delle due squadre verso gli spalti, anche verso la nostra telecamera, ribadendo il punteggio: 3M Palermo 5, Sant'Isidoro 7. Da Francesco Camuca e da tutta la redazione di Sportisimo un ringraziamento per averci seguito, naturalmente appuntamento alle prossime partite.